Bentrovati a questo speciale Insieme facciamo grande la Sardegna. Con 8 puntate approfondiremo il progetto Sardinia Tourism Call to Action, ideato da GEASAR per l'assessorato del turismo Regione Sardegna, dove parleremo di come comunicare, come analizzare i dati, come innovare e come vendere un prodotto o un servizio nel nostro mercato di riferimento. Cos'è Call to Action? Call to Action è un programma di workshop e coaching dove esperti internazionali invitati a parlare alle conferenze che si tengono ogni anno nell'aeroporto Olbia Costa Smeralda possono incontrare imprenditori del settore turistico, pubblico e privato, ma non solo, imprenditori in generale. Negli incontri formativi si apprendono sempre nuovi scenari competitivi, si conoscono altri strumenti manageriali necessari per affrontare con competenza le esigenze del mercato in continua evoluzione. È un modo per richiamare l'attenzione su cosa e come dobbiamo fare nella nostra azienda o nell'ambiente economico per migliorare e innovare gli obiettivi che vogliamo centrare. Quali strategie e processi dobbiamo ancora rafforzare o forse cambiare. Allora questi speciali sono interessanti per capitalizzare le lesson learned, ovvero quello che abbiamo appreso dai relatori, dai loro suggerimenti, dai loro spunti, dalle discussioni, dai dati esposti nelle conferenze tematiche che possono essere seguite sia in presenza nell'aeroporto di Olbia che in streaming sui canali social Facebook e YouTube. Diamo il benvenuto in questo secondo speciale ad un ospite illustrissimo. Siamo molto felici di accogliere in questo speciale Gavino Sanna, uno dei più premiati, un pubblicitario dalle creatività innata, la sentiremo, ma soprattutto un sardo che è riuscito dall'Accademia di Sassari a partire dalla Sardegna e ad arrivare in agenzie pubblicitarie davvero importanti. E Gavino, grazie a voi. La prima domanda che ti faccio è come nasce la tua idea? Da cosa viene spinta? Qual è lo stimolo che hai se devi lavorare ad un progetto? Guarda, io non credo di essere creativo, io mi guardo in giro, guardo la gente, ma mi piace soprattutto la gente e scoprire che cosa ha dentro e poi guardare e scoprire cosa ha dentro i sardi è già un successo clamoroso. E poi mi piace fare di tutto. Una cosa carina che posso dire, anche se un po' peppata, ma da bambino io già disegnavo, ma disegnavo strappando le pagine di moda di mia mamma, così, dove c'erano le donne, così. Poi io le ridisegnavo e poi le abbellivo, solo che le facevo tutte nude. E non avevo mai visto, ma avevo sentito nude, ma aggiungevo le parti mancanti di queste robe, facendo incuriosire mia madre che mi diceva: ma dove mai hai visto tu delle donne nude? Grazie a Gavino Sanna, noi lo ringraziamo per averci in qualche modo rappresentato benissimo nel panorama pubblicitario nel mondo, e passiamo al prossimo ospite. Eccoci con Natalia Borri, presidente dell'agenzia pubblicitaria Dea di Store Italia. Dopo aver passato la pandemia, il modo di comunicare è cambiato. Da dove possiamo ricominciare? Dobbiamo riprendere da una cosa, secondo me, dalle persone, dalla centralità, dal primato delle persone. La pandemia, c'è stato un grande paradosso. Durante la pandemia eravamo periodo in cui eravamo bloccati, vietati, obbligati a star fermi. In realtà abbiamo fatto passi da gigante, almeno nella quello che riguarda il mio mestiere, cioè la comunicazione. E sono cambiate veramente tante cose. La prima cosa che è cambiata è il sistema informativo. Oggi le persone sono molto più connesse, lo sappiamo, molto più esigenti, molto più attente, molto più critiche e si informano, non sempre, ma possono informarsi molto di più. Cosa significa questo per chi comunica, in particolar modo per le aziende e per i brand? Che non si può che dire la verità, altrimenti succede quello che succede con i famosi epic fail sui social e non solo. Quindi trasparenza, verità, centralità dei fatti sul semplice storytelling. Infatti
oggi credo che ci sia un grande cambiamento nella percezione proprio del ruolo, anzi nel senso nel ruolo delle aziende. Alle aziende oggi si chiede di essere non solo prendere posizione, non soltanto quindi essere dei bravi attori e portare risultati e dare dei servizi, ma di migliorare la vita delle persone. Come lo si deve fare? Come lo fanno le aziende? Devono prendere posizione, perché non si può più stare a guardare i grandi temi, e prendere posizione, diciamo, sulle questioni rilevanti. Alle aziende si chiede, insomma, un marchio oggi non lo scegli più soltanto per quello che è e per quello che offre come prodotto, ma per il motivo per cui esiste. Abbiamo con noi Lorenzo Salio dell'agenzia SED Plus, un'agenzia molto creativa che lavora in Sardegna, ma che lavora soprattutto con clienti esteri. E abbiamo la prima domanda per te: quanto è difficile riuscire a seguire un'azienda dalla Sardegna e fare comunque un lavoro di produzione? Oggi è molto più facile rispetto a qualche anno fa. Prima della pandemia l'ipotesi di poter fare delle riunioni con tanti professionisti, quelli che partecipano al progetto internazionale, diciamo che era abbastanza quasi impossibile da pensare. Invece oggi le persone sono abituate a questi strumenti digitali, quindi diciamo che noi facciamo mediamente una riunione settimanale con tutti i professionisti coinvolti, quindi la cosa diventa molto semplice. Poi una volta al mese dobbiamo andare sul posto dal cliente, anche per renderci conto se le nostre lavorazioni hanno l'impatto che noi speriamo, quindi sostanzialmente non è difficilissimo. Adesso passiamo un attimo a un argomento che insomma fa un po' male alle aziende. Quanto costa fare comunicazione? Allora, la domanda la rigiro. Costa molto di più non farla, perché la comunicazione ha un obiettivo. L'obiettivo è quello di far conoscere l'azienda, far conoscere il servizio, far conoscere il prodotto. Oggi dire il mio prodotto si vende da solo è autoreferenziale, ma soprattutto è illogico, perché facciamo un esempio banale: se un'azienda produce 1000 bottiglie di vino è probabile che il suo prodotto si venda da solo, ma se ne vuole produrre 1 milione, se ne vuole commercializzare 1 milione, allora qua è necessaria la comunicazione, oltre che una rete vendita strutturata, la comunicazione che rende quel prodotto desiderabile. E adesso passiamo la parola a Giordana De Sì. Da dove nasce l'idea e soprattutto come si fa a partorire continuamente idee, no, per i tuoi clienti? Certo, questa forse è una delle domande che ci vediamo rivolte più spesso, perché si pensa veramente che l'idea ti debba venire in un lampo di genio oppure in un momento della giornata particolare, perché comunque parlando di creatività si pensa che un creativo debba essere per forza quell'artista geniale, mentre invece se parli di comunicazione in campo pubblicitario, comunque come ne parliamo noi e come ci lavoriamo noi, la creatività è applicata ovviamente a una metodologia di lavoro molto, molto precisa. Chi lavora in comunicazione come noi lavora da tantissimi anni, io l'ho detto anche oggi, insomma si vede, il mio primo lavoro è stato quello di lavorare comunque in agenzia di comunicazione, quindi io non voglio dire 30 anni, ma ci sono 30 anni di lavoro alle mie spalle, per cui per fare questo tipo di lavoro devi avere un background e una formazione professionale veramente, veramente profonda, per cui non è mai l'intuizione geniale, più frutto di un processo molto preciso, di una metodologia di lavoro che va comunque applicata a un progetto, a una strategia di comunicazione. Un po' ti devi rapportare a quello che il cliente in quel momento ti ha chiesto. Giuseppe Jark è qui con noi per raccontarci dopo la pandemia come è cambiata la comunicazione, cioè oggi le aziende come devono comunicare. Allora, quello che è importante da capire è che la pandemia ci ha cambiato un po' a tutti noi, diamo importanza a cose che prima neanche ci pensavamo e soprattutto come persone vogliamo il nostro proprio benessere, il star bene noi. Di conseguenza questo dal punto di vista della comunicazione, un operatore turistico non può più andare a raccontare sono aperto, sono un fantastico albergo o il mio campeggio è meraviglioso, ma neanche le destinazioni, perché fondamentalmente il cliente vuole sentire, vuole capire delle cose che gli vadano bene a lui.
Pertanto questo implica, soprattutto, questo è molto importante che l'operatore dobbiamo capire, perché lì a volte è il problema che le cose non vadano tanto bene, il fatto che io devo iniziare a fare la mia comunicazione considerando che cosa devo andare a dire. Ma il che cosa non è quello che io voglio, solo quello che vuole sentire, quello che è il mio potenziale cliente. Pertanto per fare oggi una buona comunicazione non puoi più ragionare come operatore turistico, devi ragionare come turista, come cliente. Questo non è facile, ma è la chiave sulla quale dobbiamo cominciare a ragionare. C'è un aspetto importante. Oggi la comunicazione è passato di essere, diciamo, incentrata nel prodotto, anche nelle esperienze, perché l'esperienza ormai, qualunque cosa facciamo è un'esperienza, e dobbiamo andare a ragionare su una comunicazione dei valori, cioè capiamo che in questo momento i valori della gente sono il medio ambiente, il star bene, la sicurezza, eccetera, eccetera. Beh, io devo ricostruire tutto l'esforzo perché il mio potenziale cliente che mi deve di ascoltare, che deve ricevere la mia comunicazione, capisca che io sono preoccupato per queste cose che sono le stesse. In conseguenza dobbiamo di passare da comunicare noi a comunicare i nostri valori, quali sono le cose importanti, cioè il mio albergo perché è così, qual è il beneficio che tu avrai se scegli il mio albergo, la mia destinazione, starai bene, ti rilasserai, avrai un'esperienza nel mare straordinaria, eccetera, eccetera. Cioè c'è un cambiamento di paradigma importante. Certo, se volessimo anche fare una panoramica sui nostri competitor, cosa ti senti di dire, cioè dove noi potremmo spingerci ancora sul panorama europeo e internazionale? Allora, noi abbiamo analizzato oggi i nostri competitor diretti, cioè ovviamente le Baleari, la Corsica, la Costa Azzurra. Grazie Joseph per tutti questi spunti e suggerimenti ai nostri operatori, grazie anche per tutto quello che stai facendo in questi anni. Abbiamo veramente migliorato tantissimo il nostro modo non solo di comunicare ma anche di preparare progetti di destinazione, quindi vi do appuntamento al prossimo speciale di Sardinia Tourism Call to Action.